Allora, diamo la parola adesso al professor Amos Luzzatto, che non ha bisogno di presentazioni, ma è stato un medico, chirurgo per tanti anni, prestigioso, scrittore, saggista, già presidente della comunità ebraica di Venezia e già presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche d'Italia. Le lascio la parola. Vado bene semmai dopo. Scusate, io parlo in piedi non perché mi faccia fatica a star seduto, ma perché ho bisogno di colloquiare con la gente e di vederla tutta in faccia. È un difetto, ma dovete sopportarmi in questa maniera. Vedete, perché gli esseri umani, malgrado tutto, si presentano sofferenti o soddisfatti, sofferenti in pericolo, sofferenti in maniera drastica e crudele e richiedono solidarietà, richiedono di non sentirsi soli. Però, vedete, in quei tempi, in quegli anni, prevaleva nella sensazione dei perseguitati e dei discriminati l'impressione di essere soli. Non soli in maniera assoluta, amici ce n'erano sempre, ma essere soli nella società, nello Stato, nella situazione generale di lavoro e di attività e di vita. Forse questa è la cosa più terribile che chi ha vissuto quei tempi si può ricordare. Essere abbandonati alle proprie misere forze, perché non potevano essere forze eccezionali, ma intorno a sé vedere gente che credeva che quando eri colpito, tutto sommato, te l'eri meritato. Questo è il sentimento peggiore, che poi, quando era scoppiata la guerra e non si sapeva in che direzione si sarebbe mossa, non si sapeva chi avrebbe finito col prevalere, non si poteva saperlo. Dalle prime manifestazioni belliche poteva parere addirittura inevitabile un assoggettamento almeno di tutta l'Europa alla furia tirannica del nazismo e del fascismo, e poteva significare l'impossibilità definitiva di salvare il salvabile. Di fronte a questo la sensazione di abbandono era forse la più terribile di tutte. Berlasca ha trovato un modo. Non era un modo facile, non era un modo privo di rischi, era un modo che, se scoperto, poteva comportare conseguenze gravissime per la persona, ma era un modo di esprimere e fare atti di solidarietà per coloro che ne erano assetati, che avevano bisogno di avere una comprensione umana e un aiuto, qualunque esso fosse, della loro situazione. Reich Ranitzky, ve lo dico in maniera quasi aneddotica, era riuscito a scappare dal ghetto di Varsavia con la sua moglie, anche se gli sparavano dietro, perché morti per morti voleva tentare un ultimo, e era riuscito a rifugiarsi alle periferie di Varsavia in casa di un operaio contadino, quelli che fanno lavori a metà, dove il padrone di casa odiava gli ebrei. Ben messo, no? È arrivato bene. Ma più ancora degli ebrei odiava i tedeschi. E quindi, per fare un atto contro i tedeschi, ma pensate a quale ragionamento contorto e complesso bisogna arrivare per salvare due vite, marito e moglie. Odiava più i tedeschi degli
ebrei e per fare un atto contro i conquistatori tedeschi ha tenuto in casa sua e ha mantenuto fino alla fine questi ebrei, che sono rimasti vivi. Questo apre una serie di domande e di ragionamenti sul contesto in cui si verificavano questi fatti, per capire che il no poteva essere espresso in tante maniere sottili, complesse, difficili, pericolose, ma pericolose soprattutto per chi le compiva. Ecco questo, cosa significa tutto questo. Significa aver trovato l'altro che non ti rifiuta secondo i dettami del potere, ma che vuol fare qualcosa per poter dimostrare con atti concreti questo suo rifiuto e questa sua solidarietà.